Ed eccoci qua, benvenuti in un altro episodio della serie su Venezia. Allora, dovevamo passare il turno ed eravamo rimasti a questa spinosa situazione a Roma. A Roma che, non avendo avuto la peste, ha ancora addirittura 32.000 abitanti. Passiamo il turno e speriamo bene. Sooner or later, they will relent, my lord. When shall we attack? Laying siege. The day is ours. The enemy are beaten. My lord. My lord, we are victorious. Noble lord, we have conquered. Ok, vediamo un po' come sarà la battaglia qui, ma mi sa che mi dovrò ritirare. Mm. Hanno tanta artiglieria. E hanno pochissime unità da tiro, dai, ritiriamoci. Again, men. Form up. We had a chance to take them, my lord. Ma mi sa che bisogna combatterla perché non possiamo ritirarci. Ah, ci attaccano di notte. Perfetto. Ci attaccano di notte, quindi questi qui sono tirati fuori. Bene, quindi io devo preoccuparmi solo di questi. Che appunto l'unica cosa che mi spaventa sono poi i trabucchi. I trabucchi loro sono tanti. Vabbè. 1 a 1 comunque, dai, io ho 2300 uomini. Dovremmo riuscire a cavarcela. Adesso vediamo un po' come si schierano loro. Ok. Allora, direi sicuramente di metterci qui. Ho una marea di balestrieri, ragazzi. E ho anche tanta cavalleria, devo dire. Carroccio, teniamolo qui. Ah, qua che esercito che ho. The enemy have brought up more men. They hope to make up in numbers what they lack in bravery. Cerchiamo di capire. Ok, loro sono qui. Io sarei anche tentato di caricarli subito. Ecco, a questo non avevo pensato, avrei potuto caricarli subito. In modo da riuscire ad annientare già questo primo esercito. Con la cavalleria li aggiriamo subito e annientiamo subito la loro artiglieria prima che mi facciano troppi danni.
Tirate, tirate balestrieri, fate strage. Perfetto, perfetto, i miei balestrieri stanno già mietendo vittime. Aia. Che culo. Bisogna assolutamente bloccarli. Perfetto. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Facciamo ritirare questa cavalleria perché è forte, però non so perché ma muoiono in fretta. Muoiono troppo in fretta per i miei gusti. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Perfetto. The enemy flees the battle. Run down those worthless peasants. Perfetto, adesso stanno smettendo tutti di sparare perché tanto questi stanno fuggendo completamente, quindi facciamo pure più prigionieri possibile. Applicando la stessa strategia a questo esercito qui dovremo essere in grado di sconfiggerli in maniera relativamente semplice. Fate prigionieri voi. Comunque davvero c'è la guardia del corpo del generale è fortissima, 15-18. Boh. Perfetto, riportiamo indietro le nostre truppe. Anche qui se scappano i 4 non me ne frega niente, tanto l'unità è annientata. Io sto aspettando che vengano avanti questi. È un colpo di catapulte è andato a segno qua. Un colpo di cannone probabilmente è rimbalzato perché non ha fatto molte vittime. Approfittiamone magari per sistemarci bene. Il carroccio era andato avanti per sbaglio. Il carroccio. A me preoccupano tutti questi trabucchi piuttosto. Perché questi davvero, cioè, queste sono le uniche macchine d'assedio secondo me che vale la pena impiegare sul campo di battaglia. Perché sono davvero precisi e hanno una gittata assurda. Mentre le catapulte, le baliste, io le uso solo perché così posso assediare direttamente una città senza aspettare. Guardate qua che strage hanno fatto i balestrieri, senza dover aspettare il turno di fare le macchine d'assedio. Però in battaglia sono inutili secondo me. Invece i trabucchi servono. Punto, cioè.
perché hanno una precisione, una potenza e una gittata che le altre macchine d'assedio non hanno. Forse sono anche meglio dei cannoni. Carichiamo frontalmente sti bastardi, in modo da fargli fuori subito le unità da tiro. Ma non è neanche un generale? Sì, ok. Ok, no. Via, 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 via. Soldiers, fire at will! Sparate pure voi. Noi cerchiamo di fare il giro. Aia. Diciamo pure i nostri balestrieri. Perfetto, guardate quanti dardi che volano sui nostri nemici. Facciamogli velocemente il giro. Ovviamente lui con la guardia del generale ho paura che osi addirittura... Ai ai ai, cosa stanno facendo questi? Pensate che non vi abbia visto? Perfetto. Our Merda. men are under attack. We must act now. Perfetto. Broken. It is unwise to praise the day before sunset. Vediamo se qua riusciamo a but uccidere il our generale. men are winning the battle and forging a worthy victory. Porca troia, guardate che cannonate che mi arrivano. Perfetto, attaccate adesso. Devo riuscire a sbloccare la situazione. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will Perfetto. be ours. Stanno cominciando a cedere. Our Voglio che men are voi under attack. andiate a We must occuparvi act di questo now. trabucco per farlo smettere assolutamente di sparare, perché perfetto, ormai sono tutti in rotta. Oh là, ci siamo sbloccati qua. E adesso voi due non sparate più, porco Giuda. Adesso voglio solo assicurarmi The enemy are badly blooded. che il mio They have capofazione non lost muoia. half their men.
Perfetto, attaccate adesso. Vediamo se riusciamo ad ammazzargli sto cacchio di generale. Dov'è il mio? Ok, il mio è abbastanza insanguinato, però è abbastanza protetto anche. Voi andate a dare una mano al generale. Cazzarola. Via, via, via. The enemy general has no honor. He flees the field of Perfetto. battle and abandons his men. Cazzo, oh, me l'ha quasi ucciso, Mi ha quasi ucciso il generale. Da 70 uomini me ne sono rimasti 9. Devo stare attento quando faccio ste robe qua. The enemy flees the Oh, battle. perfetto. Run down those worthless peasants. Boh. Perfetto, direi che possiamo finire qui la battaglia. Bene, abbiamo colto una bella vittoria, anche se abbiamo quasi perso il generale, il capofazione, però gli sono rimasti 100 uomini a loro, in compenso. Quindi sono contento di questo. Non ho bisogno di soldi per ora, quindi li uccidiamo tranquillamente. Ma qua si sapeva. Ok, perfetto, anche questa battaglia possiamo combatterla tranquillamente. Dovremmo vincerla senza grossi problemi. No time sparing enemies this day, man. Units, await my Ok. orders. Tirate tutti, anche voi tirate, non abbiate pietà, sparate pure col cannone. Loro li avvicino solo giusto per incoraggiare un po' le truppe. Oh oh! Cazzo, di poco non gli ho fatto una strage. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle,
and forging a worthy victory. Perfetto. Adesso fuggono tutti. Questi Aventuros, questi picchieri qui mi ispirano sinceramente, io che sono un fan delle picche. Riusciamo a prendergli alle spalle, a rompergli la formazione. Only half the enemy force remains. The enemy general has no honor. He flees the field of battle and abandons his men. Vediamo se riusciamo a catturare il generale. The Lord above is kind. We have captured the enemy's general. That will teach the cowardly dog to run. Now he can rest at our leisure. Perfetto. Come vedete i picchieri da attaccare in fronte sono difficilissimi da uccidere, però se li prendi da dietro li annienti in 2 secondi. Buon dai, entriamo e facciamo a pezzi questi balestrieri. Perfetto. Rispetto ai 1000 uomini che avevamo perso al primo tentativo di conquistare questa città, questa volta dai, può andare bene. Saccheggiamo. Pamplona finalmente è nostra. Allora. Andiamo perché tanto voglio far tornare la flotta per preparare lo sbarco per riprenderci la Sardegna. Allora, aspetta. Volevo bruciare questo tipo. Perfetto, e uno è andato. God's servant. Yes, my lord. Yes, lord. I cannot go there. God's servant. Name me. Sometimes. My lord. Yes, mettiamo questo money in this, my lord. Mercante qui, guardiamo un attimo. Ok, è morto un cardinale. Francoforte. Yes, lord. God will be with us, men. To battle. Non credo di riuscire. Boia 70.000 fiorini. Questi sono forti, decisamente forti. Questi arcieri fanno schifo. Questi invece mi piacciono. Reclutiamoli. Man at Arms. Allora, qui c'è un problema, che io non riesco ad attaccare questo qui senza escludere i francesi. Però, a quanto pare la CPU non è così coordinata e si stanno spostando da altre parti. Quindi, forse non ci sarà neanche bisogno. Sono tentato anche di spostare questo esercito qua, in modo da evitare che me lo attacchino. Allora, finalmente Pamplona è caduta. E sapete cosa farò con questa città? La trasformerò appunto da fortezza in città. Facciamo esercitare ancora il mio assassino. Dopodiché abbiamo perfetto, uccidiamo il capofazione scozzese. Lasciamo qui questo esercito perché temo un assedio. Ma qua, cazzo no. Infatti devo tornare con questo.
Should we spare? Command me. Te invece vai di qua ad annientare i francesi. Continuing tomorrow. Teniamo questo esercito qui, lo mandiamo qui a conquistare i francesi. Questo lo teniamo qui per May we difenderci meet on the battlefield. dal, penso, ultimo esercito che si è rimasto ai franchi. E questo qui invece lo facciamo tornare indietro per dare una mano contro gli scozzesi. Your orders, noble one. Yes. We shall Perfetto, continue at first light. perfetto direi. Mercati, costruiamo, che più costruiamo più guadagniamo. Mercato, perfetto, adesso. Orders? Command me. Orders. Adesso Norimberga a quanto pare può restare anche senza esercito e noi ci spostiamo con questi per conquistare la capitale che è Magdeburg. Yes. Qui invece ci manca un generale, Noble lord. ma non per With molto. honor. My lord, where's the troops here? Who do I... Yes, my lord. God's servant. Orders? Orders. Tu Command. spostati qui in modo da distruggere le ultime città ungheresi rimaste, non dovrebbe essere un problema troppo grosso. Bucarest invece ha bisogno di riparazioni. Your Majesty. Your will. Posso fare anche delle galeazze. Anche qui l'esercito non rimarrà a lungo, intenzione... Your Cazzo, Majesty. mi sono morti tutti i generali, porco Giuda. Ho intenzione di muoverli in fretta. More lies? Ok, ho ancora 48.000, quindi direi... Intanto di fare qualche soldato a Firenze prima che ce la occupino. Di reclutare, di costruire il più possibile, anche qui a Bologna. Voglio dei porti commerciali, Venezia, Milano, Innsbruck mi manca da costruire, mercato, Norimberga. Mercato non posso, allora faccio i campi. An honor to serve. Yes, lord. Qui voglio le miniere e poi si fa anche il mercato. Budapest. City Hall, vabbè dai, insomma facciamo un po' di Cannon Towers, bella questa. Costruiamo un po' di roba in giro qua e là. Ragusa, Corinto, Zagabria. Vorrei assicurarmi di star costruendo in ogni città possibile. Antwerp, questa bisogna convertirla. Parigi, Reims, Dion, Berna, Staufen mi manca. E sulle altre si sta costruendo da tutte le parti. Qui mercato, ma sì dai, facciamo tutto qua. Your Majesty. Orders. Perfetto. Boh. Dopo, siccome tanto di fiorini ne abbiamo, sarei quasi quasi tentato di fare un altro esercito. Tanto qui ho un generale, giusto? Sì. E allora facciamo pure un altro esercito. 12.000 fiorini, tanto ne ho di soldi e il prossimo turno ne arriveranno ancora di più. Passiamo e vediamo un po' cosa succede. None will stop these forces. Ok. Mi attaccano l'esercito che ho fuori, ma io quasi quasi lo ritiro. God is still with us. Regroup. We shall continue at first Ecco, light. però adesso mi attaccano Roma. Ok ragazzi, un attimo che guardo quanto tempo ho. 29 minuti. Sì dai, si potrebbe fare l'ultima battaglia per la difesa di Roma. Chissà se ce la farò. Secondo me no, sono davvero tanti loro. E non sono neanche scarsi, per niente scarsi. Però cosa possiamo fare se non provare? God will deliver us to victory. Proviamo. E speriamo che il Signore ce la mandi buona, perché questa è davvero tosta. Allora, vediamo un po' come vogliamo organizzarci. Loro hanno due eserciti, uno che ci prende da dietro e uno che ci prende da davanti. Quindi, in ogni caso, quello che propongo di fare io è in vero stile nostro.
di mettere i balestrieri qui a quadrato e attorno metterci tutta la nostra fanteria. Così dovremo circa riuscire a difenderci decentemente. Non ho neanche guardato quante unità da tiro hanno, però insomma, meglio di così non credo di riuscire a fare onestamente. Voglio metterli bene questi, ecco. Perfetto. Non perfettissimo. Perfetto. E questi sono gli ultimi, ma sì, dai, buttiamoli qua. Cominciamo la battaglia e aspettiamo. E vediamo se questa tattica attendista ci premierà. Allora vediamo un po', queste sono le truppe imperiali, hanno parecchi balestrieri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. È un esercito solo dei loro, non avrebbe avuto speranze, ma si sono trovati là in due. Questi quanti balestrieri hanno? Questi qui non hanno neanche macchine d'assedio. Quindi probabilmente dovranno entrare dall'altro lato, quindi non arriveranno neanche tutti insieme. Forse possiamo farcela, forse. Ma forse invece che fare un quadrato così sarebbe più saggio forse occupare solo le entrate, ma alla fine onestamente penso arriveranno tutti da qua. Perché tanto sono loro che mi sfondano i portoni, quindi i francesi se vogliono entrare devono fare il giro. Meglio in caso arrivassero tutti da qui, riesco a incastrarli qua. Ma noi aspettiamo e vediamo un attimo cosa vogliono fare. Tanto noi dovremmo avere anche dei lettori di baliste in teoria, che sono queste. Ah, questa qua è la Basilica di San Pietro, nella versione di Medieval. In teoria ci sono le torri con le baliste che dovrebbero fare parecchio male. Ma aspettiamo e vediamo cosa succede. The walls have fallen. Steel and valiant hearts must be our walls now. No, mi sa che si stanno muovendo e arriveranno tutti insieme adesso.
Però almeno so che arrivano tutti dalla stessa direzione. Cosa ne sappiamo? Magari succede che si buggano come al solito. Entrano in città e stanno fermi. Ok, eccoli che si avvicinano. Allora, vediamo un attimo se tentano di aggirarmi o se The decidono walls di are entrare no tutti per lo longer stesso ours. posto. The enemy have taken them. Cioè se mi attaccano dalla via principale o se per caso prendono le vie secondarie. Secondo me anche questa è la differenza fra... Ok, stanno arrivando tutti di qua. Fra le città e le fortezze. Cioè che le fortezze hanno le torri che sparano in automatico anche senza che ci siano uomini lì. Allora, voglio i balestrieri qui pronti. Boh. E intanto sistemiamo questi. Ovviamente noi abbiamo anche il vantaggio che ci troviamo un po' più in alto. Quindi noi siamo abbastanza riparati dalle case rispetto ai loro balestrieri. In teoria. Purtroppo no, ne hanno davvero tanti, Purtroppo hanno davvero tanti balestrieri. Our Ma men vedi che in are queste under attack. situazioni, We must act cioè quando now. attacchi contano molto meno rispetto a quando difendi. Però ne hanno comunque parecchi. Forse è meglio dividere questi in modo da cercare di prendere meno danni possibili. Qui abbiamo le truppe fresche e qui abbiamo le riserve. È meglio tenere il comandante dietro in modo da evitare che ci muoia il capitano, insomma. Ah, zio porco. Attaccateli, attaccateli. Our men are under attack. We need to act. Mandiamo un'unità avanti giusto per tenerli impegnati. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle. Our men are under attack. We Ok, need stanno to facendo il act. giro questi.
Vuol dire che devo tenere qualche unità di riserva con le lance dietro per cercare di trattenerli. Formate uno Schildtrom. E difendetevi fino alla morte. Manderemo avanti un'unità alla volta in modo da farli stancare il più possibile. Esatto, stanno tentando di fare il giro. Quindi arriveranno da qui. Questa formazione qui, lo Schildtrom, è davvero fortissima, cioè difensivamente è impenetrabile, più impenetrabile del muro di picche. Poi se loro mandano il loro generale per primo anche, fanno un ottimo lavoro. Cioè è davvero forte come formazione, soprattutto se ho fatto diversi test nelle custom battle e con la guardia del generale fai fatica a buttare giù un'unità di queste. Anzi, è molto probabile che tu muoia. Dopo dipende sempre dalla situazione. La custom battle non è come la campagna. In campagna ci sono molti più fattori: l'esperienza dell'unità, la situazione, la presenza di arcieri, eccetera eccetera. Però vi assicuro che questa formazione qui ci permetterà di resistere un bel po'. Nessuno sta passando di qua, vero? No, che magari non li vedo. C'è davvero un fiume di nemici, Cioè sono davvero tanti. Our men are under attack. We must act now. Questi sono ancora qua fermi, ma per me non c'è nessun problema, tanto il tempo scade per loro, non per me. We need to act. Ok, ci hanno battuto quest'unità. Mandiamo dei rinforzi. Perfetto. Il generale nemico è caduto. Quindi all'attacco, carica. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, devo sempre buttare un occhio qui. Ecco, dove sono andati? Li ho persi di vista. Eccoli qui. Ok, ma questa è fanteria, sono sempre fermi. Perfetto. Io vorrei tenere il generale fuori perché non voglio che ci sia un fuggi-fuggi. Loro hanno già perso il 21% delle loro truppe. E un altro generale è andato giù. Secondo me fuggiranno. We need to act. No, non inseguiteli. Our men are under attack. We need to act.
Ok, dai, mandiamo avanti un'altra unità Our a men are under combattere. attack. We need to act. Come vedete la loro cavalleria non è nulla per le nostre milizie. E si ritirano subito, infatti. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Our men are under attack. We must act now. Più che altro fra poco finisco le frecce. Però ho ancora molte truppe fresche. Ma sì, mandiamo anche loro, dai. Ho perso molti balestrieri. Hanno forse una composizione diversa sarebbe ancora più semplice, ma siccome hanno tanti balestrieri. Our men are under attack. We need to act. Vabbè, dai, uccidiamoli. Attacchiamo con tutti. Ancora molte truppe fresche. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning Il the punto è che, battle allora, io ho and perso il forging a 20% dei worthy soldati e loro il victory. 37%. Ok. Però qual è il punto? Che loro sono il doppio di me, quindi questo 37 in realtà corrisponderebbe tipo al mio 60%. Cioè in realtà loro stanno prendendo davvero tanti uomini. Poi con le balestre che tirano così, ragazzi, cioè non c'è storia qua. A meno che i miei non cedano improvvisamente. Fra poco ho finito di dardi più che altro, mi toccherà mandare anche loro in corpo a corpo. E però sono contento perché finita sta battaglia, sempre se la vincerò, spero di sì. Se continua così la vinco. Our Questo men are esercito non under dovrò fare altro attack. che tirarlo fuori We da Roma, need to mandarlo a act. Firenze o a Napoli a ricomporsi e metto dentro quello che ho fuori. Perfetto, spostiamo le truppe. Non voglio ammassarli troppo qui, voglio far venire avanti loro. Perché ho come la sensazione che mi sto uccidendo più uomini con i miei balistieri di quelli che mi stiano effettivamente uccidendo loro.
Adesso diciamo a tutti di formare uno Schiltron. E di mettersi in posizione difensiva. Ormai spero che abbiano finito che abbiano finito le frecce. Cazzo, sti qua, minchia, quanti ne hanno? Ma secondo me la battaglia finisce per il tempo, non Our riesco a dare men are nient'altro under di tutti. attack. We must act now. Vediamo se si decidono ad attaccarmi o... Comunque davvero con le balestre, allora... Questa volta il lavoro più grosso l'hanno fatto le milizie, devo mettere, perché qui loro mi hanno stupidamente caricato con la cavalleria, però come sempre le balestre dietro così hanno fatto una strage, cioè c'è un macello qua per terra. Disabilitiamo e Our men larghiamoli, are voglio under prendere attack. meno danni The enemy are badly blooded. They have lost half their men. dalle balestre. Our men are under attack. We need to act. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Ok, attacchiamo perché ho finito le frecce. Loro hanno perso il 60% delle truppe. Se adesso riusciamo a mandarli in rotta. Our men have fought long and are becoming tired. Già, si sono stanchi. Anzi, tutti sono abbastanza stanchi. No, no, perché stanno andando i balestrieri? Our men are under attack. We must act now. Via, via da qua, balestrieri. Ok, no, devo ritirarmi perché sennò mi Our scappano men tutti. are under attack. We need to act. Vedete che vanno in rotta. Facciamoli ritirare, lasciamo che il tempo passi e subirò le perdite che subirò per le frecce, non importa. Our men are under attack. We must act now. Ok, forse adesso attacco questi. Giusto per inculare un po' i balestrieri. Perfetto, perfetto. Giusto per mandarli in rotta. No, anche qua ci sono balestrieri, dai, attacchiamo. Perché quando mi trovo davanti la loro fanteria è impossibile avanzare. Cioè a quel punto si rovescia la battaglia, sono io che sto attaccando loro sono in difesa e le milizie messe in maniera diciamo difensiva, cioè qui non penetrerei mai. Sono troppo forte. Comunque ho tantissimi balestrieri. It is unwise Tantissimi. to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Allarghiamoci in modo da prendere meno danni possibile, aumentiamo la velocità al massimo.
Our men are under attack. We need to act. Sono i francesi, sentite, sentite come dà ordini la CPU. Ogni volta che loro parlano gli viene dato un Our ordine. men are under attack. È buggato We decisamente need to perché act. non avanzano. Sono fermi qua. Però il CPU gli sta dicendo di attaccare e di avanzare. Però loro sono fermi. Non so perché. Roma ha tenuto comunque. Quindi sono molto contento. Adesso vediamo un attimo come sistemarci con gli eserciti, se portare via questo e dare un altro e mettere dentro l'altro, o se tenere comunque questo, perché questo qui è quasi dimezzato. Ho perso 1000 uomini. Annientati tutti e due. Impossibile. Beh, questo è buono come generale. Allora, fermi un attimo. Perché sono stati annientati? Command me. Your orders, noble one. Orders. Your Majesty. Yes, lord. Of course, my lord. Noble lord. We will engage them Perfetto. honorably, Li my abbiamo lord. spostati. Adesso che cosa facciamo? Tiriamo fuori questi. Yes. Move out. E portiamo dentro questi. Esercito fresco. Your Majesty. Truppe fresche, tutto fresco. Molto bene. E Roma è difesa ancora. Abbiamo due eserciti qui, ma Untrustworthy foe. What lie? Goodbye. dovremo riuscire a tenerli, insomma, dai. Boom, quindi Roma è ben difesa. Qui abbiamo anche altri... Un altro... Forse è qua. Forse è con lui. No. Beh, da qualche parte ho un altro generale. Adesso. Questa città è un problema. No. Questa volta non riuscirei mai a resistere. Perfetto, 5-2. Questo qui adesso la combatto. Cioè adesso. Nel senso è durato parecchio questo. È già un'ora di episodio, quindi direi che per ora può bastare. Faccio questo turno e interrompo tutto. Eccola qua. Cazzo, non ho macchine d'assedio, peccato. Vabbè dai, prossimo turno e la prendo direttamente, così anniento i francesi una volta per tutte. Potrei... Fermo tutti. Allora, interrompi l'assedio. Distruggi questo. Fai questo. Orders. Perfetto. Abbiamo reclutato le macchine d'assedio lì. Con questi i francesi dovrebbero essere distrutti. Quindi... In teoria, speriamo. Saccheggiamo. Perfetto. Francesi distrutti completamente. E la Francia è quasi completamente nostra. Ci manca solo questa provincia qui e l'Olanda. Perfetto, perfetto, perfetto. Ah, che liberazione. Questo è quello che rimarrebbe dei francesi, ma li anniento dopo. Bordeaux e siete scozzesi. Vabbè, i soliti avvisi. 2 cardinali morti. E la Francia è stata distrutta. Adesso andiamo a vedere un attimo la lista dei cardinali. Sono quasi tutti veneziani. Dovrei addirittura essere in grado di vincere le elezioni da solo. Però
questo si farà in un altro episodio. Presto troverò il Papa, eccolo qui, e lo ucciderò. Name thy enemy, Lord. We shall send them to hell or Una volta che avrò worse. ucciso il Papa, Rats. Yes, Lord. Yes? Orders. Orders? Command me, as my lord wills. We march to no, battle. no, no, non solo con loro, ma che cazzo. Your will. Your majesty. I seek an honorable engagement, dear foe. As you will, God will see just an honor to serve. Qui reclutiamo, così facciamo un secondo esercito. Orders? Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Poi spostatevi dal cazzo. Ok, dai, basta ragazzi, adesso finisco davvero l'episodio perché è durato troppo. We are victorious. Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Besieging Ok, avrei 40.000 yes? fiorini da spendere, ma interrompo qua perché è davvero un'ora che sto giocando di fila e non voglio allungare troppo tutte queste cose qui. Yes. Command me. Quindi detto questo ragazzi, siamo messi molto bene, molto bene. Abbiamo quasi tutta l'Europa, ci manca solo la Spagna e avremo assoggettato tutti al nostro dominio. Perfetto, ho ucciso anche un generale, mamma mia. Bravissimo sto assassino. Quindi direi di interrompere qui la puntata, di augurarvi una buona giornata e ci vedremo nella prossima con questa battaglia qui, sempre per Bordeaux. Ciao ciao a tutti.